been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a dog. But when I get home to you, I find the things that you do that make me feel alright. When I'm home, everything seems a bit right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. There's a barrel in the marketplace. Mommy is a singer in a band. Dennis returns to Molly, girl, I like your face. And Molly says that she thinks about them. Oh, la dee, oh, la la, life goes on. La la, life goes on. Oh, la dee, oh, la la, life goes on. La la, life goes on. Baby, what's up, boy? Take over, keep my eye. My baby don't care. My baby don't care. I think I'm gonna be sad. I think it's the day, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she doesn't care. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Georgia was a man who Tecnico, il nuovo tecnico Massimo Comparetti, che dalla scorsa settimana guida il sodalizio Carolino. Intanto ben ritrovato, mister. Buonasera. Allora, come hai trovato la squadra al tuo esordio in campionato? Insomma, un pareggio forse inatteso? Intanto è giusto sottolineare che il sottoscritto per motivi di salute non è proprio in prima persona che sta guidando la squadra. Ho la collaborazione di Fabio Pugioni, Mimo Gattuso e Luigi Masnata, altri dei portieri, che in questo momento mi stanno aiutando in questo, perché la mia presenza per motivi di salute non è ancora a pieno. Quindi, rivedendo le immagini di domenica, diciamo che il due pari ci sta, perché è una squadra molto forte con l'avversaria, è una squadra che lavora già da 2 mesi tutti insieme, mentre noi siamo subentrati appena in settimana, quindi dopo 2 allenamenti non è che si poteva pretendere tanto dei ragazzi. Poi, come tutti gli allenatori, ognuno ha i suoi modi di vedere le cose, i suoi modi di allenare, e qualcosa abbiamo cambiato. Posso dire che nel primo tempo siamo partiti bene, ed è quello che mi interessava, l'atteggiamento. E per quasi mezz'ora siamo riusciti a non far calciare in porta gli avversari. Siamo andati in vantaggio e potevamo raddoppiare. Poi un pochettino il vento, un pochettino noi abbiamo subito questi 2 gol stupidi, ma succede nel calcio e soprattutto, come ho detto, in queste partite di scontri diretti, e ci può stare. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita, a pareggiare subito, mentre nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più. Sono stati più bravi loro, però c'è da lavorare, perché c'è da lavorare. Però per la prima volta ho a disposizione un gruppo dove ha un potenziale molto importante e dove possiamo toglierci molte soddisfazioni.
Intanto la società in settimana è tornata sul mercato ed è arrivato nuovamente un giocatore che qui a Carloforte è stimato, parlo dell'argentino Rocas. Sì, e mercoledì praticamente mi è stato comunicato che questo ragazzo poteva essere a nostra disposizione. Siccome l'ho visto giocare l'anno scorso qualche partita, tecnicamente è molto valido e quindi ho detto al presidente che se la società riusciva a fare anche questo sacrificio e portarlo dentro mi sarebbe servito, anche perché è un fuori quota. Insomma, non è facile, ne parlavamo prima fuori onda, insomma, gestire una squadra quest'anno ambiziosa, una squadra che necessita diversi giocatori tutti importanti e chiaramente l'allenatore deve fare delle scelte, non dice. È normale, ci sono giocatori di personalità, ci sono giocatori validi che in qualsiasi squadra potrebbero giocare i titolari. E la società ha cercato, nei migliori dei modi, di cercare di allestire una squadra per vincere. Adesso ci sono io, l'allenamento, la settimana mi dirà chi potrà giocare in base a cosa decidiamo e agli equilibri che mi danno loro. Poi naturalmente si fanno delle scelte come le fanno tutte, come le fanno nei più grandi campionati, che molti rimangono fuori, poi strada facendo si vedrà chi è più in forma giocherà, è normale. Ecco, mister, ti conosco da tanti anni, ti ho visto anche giocare in campo, un giocatore certamente di grande determinazione. Domenica andate su un campo difficile, quello di Arzana, come vedi questa partita, come la presenti? Come ho potuto vedere, come ho cercato di informarmi subito da come sono arrivato, è una squadra che non ha ancora vinto. Una sconfitta e 3 pareggi. Ho visto che hanno realizzato solo 6 gol e 7 subiti. In casa hanno realizzato 2 gol e 2 subiti, quindi noi siamo una squadra importante, abbiamo degli obiettivi importanti, il nostro DNA ci deve portare alla mentalità di andare su ad Arzana per giocare per vincere, senza pensieri, niente. Sicuramente sarà una partita difficile, perché loro vorrebbero fare la prima vittoria davanti al loro pubblico, però anch'io vorrei fare la prima vittoria, anche se non sarò presente, come ho già specificato prima, ci sarà Pugionico insieme a Mimo Gattuso. Vorremmo fare la prima vittoria, quindi cercheremo soprattutto mentalmente di arrivare pronti a questa sfida, che sarà difficile, cercheremo di mettere a posto qualcosa che non è andato in settimana, ma posso garantire che il gruppo è molto determinato, il gruppo ha ambizione, quindi già questo è un passo importante. Un'ultima cosa per chiudere, mister, insomma, cosa vuoi dire ai tifosi di Carloforte, che io conosco molto bene, è una tifoseria molto attaccata alla squadra dell'isola di San Pietro, cosa gli vuoi rivolgere? È una tifoseria che è abituata bene e quindi pretende, normale, e capisco bene, anche una piazza non tanto facile. E per me è anche un compito difficile e devono avere pazienza perché io sono subentrato da poco, quindi devo conoscere anche i nomi dei ragazzi, e dico naturalmente anche i miei collaboratori, e col tempo riusciamo a raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata all'inizio del campionato, è quello di arrivare almeno nei primi 3 posti, anche se il sottoscritto vuole vincere, per arrivare almeno ai playoff, per fare il salto categoria. Ti ringrazio, naturalmente facciamo un grande in bocca al lupo a Massimo Paparetti, tecnico del Carloforte Calcio. Vi ringrazio, buonasera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
diretta dallo stadio di Carloforte. Abbiamo il piacere quest'oggi di presentare un personaggio del mondo del calcio davvero molto importante, Vincenzo Pincolini. Ho il piacere di conoscerti, possiamo darci anche del tuo vicino. Assolutamente sì. Intanto benvenuto in Sardegna, ma tu sei un Ti frequentatore ringrazio. assiduo di Carloforte, no? Beh, la Sardegna mi piace molto, ma da quando ho scoperto questa zona della Sardegna, che io dico sempre che è agli antipodi, non solo in senso geografico, della Costa Smeralda, ecco, è della Sardegna che mi piace, e qua sono tornato tante volte e è diventato un po' uno dei luoghi del cuore, ecco. Insomma, per quei pochissimi che magari non ti conoscono, preparatore del Milan per tantissimi Tanti anni, sì, poi guarda. insieme ad Arrigo Sacchi, poi la nazionale, poi esperienze con la Roma, con l'Inter, poi all'estero, in Ucraina, all'Atletico Madrid, una carriera folgorante. Sì, io ho incominciato a Parma che ero giovanissimo, e per dire erano gli anni dove i preparatori atletici non esistevano, quindi diciamo erano gli anni in cui ci sentiva anche pionieri. Poi a Parma ho conosciuto Arrigo e via, ed è stato tutto un girare, ma io ho alternato, per dire, anche quando lavoravo al Milan mi interessavo ad esempio di settore giovanile, perché non sono capace di stare in una società senza di cercare di incidere un po' a tutti i livelli, ed è quello che faccio adesso con la nazionale. Noi giriamo con le nazionali, quest'anno mi sto occupando dell'Under 19 dopo aver seguito l'Under 20 al Mondiale, però mi occupo anche di formazioni, vado molto in giro per le società. Qua a Carloforte sono a titolo di amicizia pura con Beppe, il presidente, Beppe Buzzo, ma normalmente comunque frequento società di livello come il Carloforte, mi presentano il settore giovanile, consiglio, parlo con gli istruttori, quindi anche avere contatti con questo tipo di calcio è una cosa che mi è molto familiare e che mi piace molto. Ecco, dopo aver vinto 5 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe europee, 2 intercontinentali, un secondo posto, ricordiamo, a USA 94, dove tra l'altro l'accompagnatore era un grandissimo Grande amico, Gigi Riva. Cosa puoi dire a assolutamente. Gigi? Che ho vinto anche uno scudetto in Ucraina, una Supercoppa in Ucraina, e ho lavorato con la nazionale ucraina, che per dire sono cose molto recenti a cui tengo molto, perché in Ucraina ho anche aperto la prima scuola per preparatori atletici, e mi piace quando i ragazzi, i miei ex studenti che adesso lavorano allo Shakhtar Donetsk, ancora alla Dinamo Kiev, alle nazionali, mi chiamano, mi chiedono consigli, insomma mi sembra di aver lasciato un buon ricordo, ed questa è una cosa che mi piace molto. Ecco, visto che siamo in Sardegna, prima abbiamo parlato, sei molto amico di Gigi Riva, cosa vuoi rivolgere a Gigi? Beh, Gigi, la bellezza di Gigi che puoi stare con lui anche un pomeriggio parlando pochissimo di calcio, e questo per un personaggio del suo livello non è sempre, non è così facile. Io credo che poche persone abbiano tenuto i piedi pochi grandi campioni abbiano tenuto i piedi per terra come lui, e sappiano guardare la vita, per dire, con occhi disincantati come i suoi. Io lo dicono tutti, ma veramente sento Gigi, quando lo frequentavo di più, lo sentivo molto più sardo di tanti sardi, e questo penso che per lui sia un complimento grosso. Davvero un grande complimento. Abbiamo parlato anche prima di un altro grande sardo che ha avuto tu chiaramente in nazionale, Gianfranco Zola. Due parole anche su Gianfranco. Beh, Gianfranco Zola era il divertimento puro. Gianfranco Zola in allenamento è uno di quelli che dovrebbe far pagare il biglietto per vedere gli allenamenti. Ha fatto tante cose nelle partite, ma anche in allenamento è quello che bisognerebbe far vedere ai ragazzi. Il divertimento suo negli allenamenti è una delle cose che probabilmente un po' si è perso, si sta perdendo, oppure si rischia di perdere, perché io dico sempre ai ragazzi a qualsiasi livello, parlo di ragazzi che giocano, per dire, in una squadra allievi, piuttosto che ragazzi, per noi sono sempre ragazzi che giocano nelle nazionali più importanti. Guai se in questo mestiere viene a cadere il divertimento, perché calcio è creatività, e la creatività viene quando la mente è un po' sempre da fanciullo, da bambino, ha voglia di divertirsi. Ecco, per chiudere, due parole naturalmente riservate è a Arrigo Sacchi, che è un grande amico, e a Silvio Berlusconi, che è stato un grandissimo presidente. Beh, Berlusconi è stato il presidente, perché ne ho avuti tanti, ma soprattutto due a cui sono legato per ricordo. Uno è lui, e l'altro, anche se ho fatto solo un anno, per dire, all'Atletico di Madrid, che è una famiglia a cui tu resti legato per tutta la vita, e c'era il grande Gil, per dire un presidente forse scomodo, ma che sicuramente è stato un grande personaggio. Arrigo vive tranquillamente i suoi 71 anni, si diverte, per dire, molto a fare quello che sta facendo, e ha cambiato il calcio.